consulta dei giovani per questo loro pensiero e vi chiedo anche un grande applauso per Giancarlo Gentilini, il sindaco, che proprio ieri ci ha lasciato. Oggi ci ritroviamo in piazza per commemorare l'80° anniversario del 25 aprile, giorno della liberazione d'Italia dal nazifascismo. Celebriamo questa ricorrenza nel rispetto e nel raccoglimento che deve caratterizzare una giornata di lutto nazionale. Nei suoi numerosi appelli, Papa Francesco per la pace, per il Medio Oriente, per l'Ucraina, ma anche per i paesi spesso dimenticati dall'opinione pubblica come il Sudan, il Mozambico o la Repubblica Democratica del Congo, ha sempre ricordato l'importanza della libertà dei popoli, della gente, delle coscienze, per le quali bisogna sempre vigilare e pregare, così come ha ricordato il valore della memoria, quale fondamento della pace e condizione per costruire un domani migliore. Una memoria, quella della Resistenza, che anche grazie a Istresco e al Festival della Libertà Ritrovata abbiamo la possibilità di condividere e diffondere. Treviso è una città che nella sua storia ha sempre lottato per la libertà. Fu centro attivissimo del risorgimento nazionale e baluardo della patria sulle rive del Piave nella Grande Guerra. Dopo l'8 settembre del 1943 fu protagonista della Resistenza, organizzando le prime schiere armate della pianura e della montagna, pagando anche un prezzo altissimo con centinaia di morti, feriti e deportati. Abbiamo letto poc'anzi, a testimonianza di questo impegno eroico, le motivazioni della medaglia d'oro al valor militare della quale è stata insignita la nostra città, per aver dato un generoso contributo di sangue e di lotta alla riconquista della libertà e dell'indipendenza della patria. In questo giorno, in particolare, desidero ricordare le donne della Resistenza trevigiana, Noris Guizzo, detta Carmen, e Bruna Fregonese, e le staffette. Che con determinazione hanno contribuito alla lotta per la libertà. La loro è una storia di coraggio, di spirito di sacrificio e di forte attaccamento alla giustizia. La ferma volontà di porre fine alla negazione dei diritti e della dignità subite da amici familiari era per loro, peraltro giovanissime, lo sprone ad agire, perché queste giovani donne volevano un'Italia vera, non avevano paura, spinte dalla fiducia, la stessa che Papa Francesco, in tempi più recenti, ci esortava a non perdere mai. Gli uomini e le donne della Resistenza hanno dato l'esempio attraverso il pensiero critico, l'azione e il desiderio di libertà. La loro vita è la dimostrazione che una forte motivazione, una tensione positiva verso un grande ideale può scrivere la storia cambiandola. La loro vita è anche il messaggio più autentico e forte che possiamo e dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi nella congiuntura culturale e valoriale complessa che stiamo vivendo. In questo spirito rinnoviamo il nostro impegno a trasmettere alle future generazioni i valori della Resistenza, libertà, giustizia e democrazia. Viva la Treviso antifascista, viva il Veneto, viva l'Italia libera!